Amici del Calcio 5, una buona serata da Padova, da Riccardo Piva. Stanno per scendere in campo, stanno scendendo in campo in questo momento le squadre dell'Italian Coffee Petrarca e della Came Dosson per questo turno infrasettimanale, terzo turno della Serie A1. Accanto a me Luca Mastrogiovanni, sempre la spalla preziosissima, allenatore dell'Under dell'Italian Coffee, quindi da lui la chiave tattica, le letture tattiche di questa partita. Luca, intanto come vedi questa partita? Beh, intanto buonasera a tutti. Come vedo questa partita qui, il Petrarca ha assolutamente bisogno di riscattarsi dopo due prestazioni molto buone, conclusesi però con un nulla di fatto, nel senso che hanno raccolto molto meno di quello che meritavano, per cui tra le mura amiche sicuramente c'è la voglia e la volontà di fare una grande prestazione. Kame, sappiamo, ormai è una squadra che gioca in questa categoria da un po' di anni, ha giocatori importanti, ha giocatori di spessore, ha fatto un gran campionato anche l'anno scorso, per cui è una compagine di tutto rispetto, sarà sicuramente una bellissima partita. Andiamo allora a leggere intanto le formazioni. Il Kame in maglia azzurra con il numero 1 Pietrangelo, con il 2 Belsito, il capitano, che è dato in difficili condizioni fisiche, forse almeno lo vediamo comunque schierato, vedremo se potrà anche scendere in campo, con l'8 Ugherani, con il 9 Giuliato, con il 10 Juanfran, con il 12 Giappa, con il 15 Edgar Bertoni, con il 17 Igor, con il 19 Azzoni, con il 20 Grippi, con il 21 Murilo, il 22 Tondi, il 23 Trovato, il 99 Azzalin. L'allenatore Silvio Roccia. Sarà un'inversione delle panchine solite, Italian Coffee con la tenuta completamente nera, con il numero 2 Tidu, con il 3 Sividini, con il 4 Costa, con il 5 Bargellini, con il 6 Del Pizzo, con il 7 Alba, con il 15 Nicolazzi, con il 10 Mustafov, con l'11 Disarò, con il 12 Vitale, con il 19 Moretti, il 18 Lobuglio, il 21 Rever Cortés, 8 Garcia, allenatore Luca Giampaolo. Arbitrano questo incontro i signori Malfer di Rovereto, Iannuzzi di Roma, cronometro signora Lunardi. Italian Coffee scende con classico quintetto, potremmo dire, di questi. Sì, diciamo che tendenzialmente inizia subito con Marcus Del Pizzo, che ha dato grandissime garanzie quest'anno, è in grandissima condizione, ha fatto un inizio di campionato veramente strepitoso. Cividini che viene anche lui da un acciacco, da un infortunio per una forte contusione al piede, ma guerriero com'è non poteva mancare questa partita e è subito a disposizione del mister. Ricordiamo che l'Italian Coffee è privo di Urio, che ha rimediato la squalifica e quindi con la doppia munizione della partita di sabato scorso contro l'Acqua e Sapone. Una assenza pesante per le rotazioni di Giampaolo. Sì, decisamente sì, ci ha abituato Giampaolo a ruotare sempre tantissimo il quintetto, per cui un in meno in questo momento qui è sicuramente un problema da gestire, ma mister ci ha sempre sorpreso positivamente con le sue scelte, per cui subito pressione fiducia. Alta della Kame, che ha costretto a questo errore di impostazione l'Italian Coffee, l'ha rimessa nel 21 e Murilo, lo scambio corto, ancora Murilo e giù per Giappa, va subito a pressarlo Del Pizzo, fa sentire subito la marcatura rigida. Sì, anche il Kame è partito subito molto aggressivo, con un pressing molto alto, molto subito deciso. Subito Edgar Bertoni con il numero 15. Ma probabilmente devono provare una palla inattiva. E quindi... Edgar Bertoni è una delle figure storiche del calcio 5 italiano. Sì. Ecco la prima conclusione di Murillo, abbastanza strozzata, niente problemi per Moretti. Prova ancora un'impostazione difficile per l'Italian Coffee, supera la metà campo con Costa, torna dalle parti Del Pizzo giù in verticale per Sividini, prova a mettere in velocità Costa, chiuso, c'è un rimpallo, palla comunque rimane per l'impostazione della Kame. Giappa. Sì, Petrarca che... Edgar Bertoni. Petrarca invece atteggiamento un po' più attendista in questa prima fase, hanno subito arretrato al baricentro.
Igor giù, la conclusione di Igor, il gol subito. Igor, lo scambio con Murillo, il suo diagonale precisissimo nell'angolo lontano dove Moretti non è potuto arrivare. Kame in vantaggio dopo 1 minuto e 21. Sì, a chiusura di una primo minuto e 20 di gioco molto aggressivo. La prima situazione dove con un buonissimo giro palla hanno messo un po' sotto pressione il Petrarca, hanno trovato una giocata con un colpo da biliardo finito proprio tra il palo e la rete, imprendibile per Moretti. E comincia subito in salita per l'Italian Coffee, lo ricordiamo, ha giocato delle buone partite per tratti sia con Latina che con l'Acqua Sapone, ma poi non è riuscito a portare a casa punti. Incrocio Costa con Del Pizzo dalla parte opposta. Alba cerca lo sfondamento, lo chiude Schiocchet. Anche per Giampaolo alle viste il primo cambio con Rever, che sta per dare il cambio a qualcuno. Del Pizzo, Svidini si fa vedere, cerca il suo di conquistare spazio, di fare spazio agli compagni, all'indietro per Alba. Del Pizzo di tacco per Svidini, si incrocia con Costa, il pallone dalla parte opposta per Alba che arriva sul pallone che rimbalzava male. Non era molto facile la conclusione, infatti è terminata abbondantemente sul fondo. Sì, tempestiva anche l'uscita del portiere che gli ha tolto l'unico angolo possibile per calciare quel pallone, che comunque era molto difficile. Bella azione però ben manovrata, solo una piccola imprecisione nell'ultimo passaggio. Costa e subito Igor va a stringere la marcatura. Allora sì. Esce Dudu Costa che prova ad andarsene, ancora Igor però di forza gli riconquista il pallone da Bertoni, ancora Igor, troppo lungo il servizio di Edgar Bertoni, palla in fallo laterale proprio davanti alla panchina di Giampaolo. Eccolo il cambio, entra Rever Cortés, esce Svidini che sabato scorso non ha giocato perché non era al meglio e probabilmente non è il meglio neanche questa sera. No, ripeto, ha una forte contusione al piede che chiaramente ha bisogno del suo tempo per essere smaltita, presa in allenamento. Reverte cambia fronte per Del Pizzo che prova anche lui a cambiare fronte, il pallone trattenuto un po' da Murillo. Murillo che va all'impostazione, lo scambio con Giappa, si intromette Del Pizzo che mette la palla in fallo laterale. Tre minuti se ne sono andati con la Camedosson subito in vantaggio dopo 1 minuto e mezzo. Italian Coffee una conclusione sporca con Alba, poi rischia un po' questo anticipo Rever Cortés, tocca comunque il pallone per mettere fuori tempo Bertoni che altrimenti avrebbe avuto una metacampo tutta libera. Sì, grande imbucata, per fortuna Cortés è riuscito ad arrivare su quel pallone. Murillo prova la conclusione da lontano, si distende Moretti. Grande parata di Moretti, un po' statica la difesa del Petrarca, anche in questa situazione qui ha concesso un tiro dal centro. Anche perché si partiva da palla inattiva, ancora palla inattiva. Vediamo se questo è un altro schema, palla a scavalcare dalla parte opposta per Grippi, la conclusione questa volta non dà preoccupazioni per Moretti. Palla che girava molto, difficile da controllare, ci ha provato comunque con una buona qualità Murillo. Altri due cambi per Italian Coffee, entrano Vitale e Garcia. È entrato De anche. Eccolo che scambia Del Pizzo. Garcia reverte, cerca di trovare spazi centrali per Vitali, lo scarico per ancora Garcia. Prova ad andarsene sul fondo, arriva in scivolata Giappa e lo mette in fallo laterale che sarà per l'Italian Coffee. Si è già girato quasi tutto il quintetto, Giampaolo è rimasto in campo solo Del Pizzo. Può riprendere Rever, il movimento dei compagni, all'indietro però per Moretti, non c'era spazio in avanti. No, chiusa molto subito bene. Bertoni in pressione, Vitale esce e si ricomincia. Del Pizzo, Garcia, Vitale, 4-0 in questo momento l'atteggiamento tattico dell'Italian Coffee, che cerca di non dare riferimenti in avanti. Garcia tagliato alla parte opposta, mezzo per Rever Cortés, la buona conclusione di Rever Cortés, ancora Rever Cortés per 2 volte
il portiere Pietrangelo è riuscito a sventare. Quella è l'uscita poi di Moretti che con tranquillità, stoppato di petto, si ripropone davanti Italian Coffee con Garcia. La conclusione, c'è una deviazione su un pallone che stava abbondantemente andando sul fondo, la deviazione di Grippi che ha sfiorato l'autorete. Sì, decisamente sì, due Segni buone di azioni. vitalità comunque Sì, due buone azioni. L'unica pecca anche delle azioni di prima che il tiro era troppo centrale, preparato tutto bene, tutto lavorato bene, è mancata un po' di precisione sull'ultimo tiro. La rimessa di Costa, sempre all'indietro, l'impostazione di Moretti, appoggia Garcia, prova a andarsene, rischia il dribbling su Grippi, torna il possesso di palla per Cortés che l'aveva messa astutamente in centro dove stava correndo Garcia. La difesa ha chiuso. Sì, molto bravo nella diagonale il difensore della Kame, che ha chiuso la linea di passaggio perfetta con l'uomo che avrebbe calciato facilmente in porta. Ancora Rever, fa da sponda, la palla in mezzo per Garcia che forse la porta via Vitale. Controllo non facile, il pallone è terminato sul fondo, però segni di grande reazione da parte di Italian Coffee. Sì, perché ha la grande aggressività della Kame, sta rispondendo. Però la Kame con Giappa che ha cercato, anzi Grippi, che ha cercato un tocco sotto che è venuto fuori molto molto male, facile l'intervento per Moretti. Grande aggressività della Kame, ma tanta qualità del Petrarca che riesce a eludere spesso la pressione della Kame proprio con giocate Garcia reverse, Costa libero da una parte, la palla invece dal lato chiuso per la conclusione di Garcia che colpisce la faccia del palo, la palla poi su carambola termina fuori. Il lancio lungo per Azzoni che si è liberato di Cortés che è comunque tornato su di lui. Azione ancora a conclusione, il diagonale questa volta ci arriva Moretti, era praticamente un tiro identico a quello che aveva consentito a Igor di portare in vantaggio la Kame. Questa volta Moretti è partito in maniera pronta, tempestiva e la sua deviazione è stata fondamentale. Angolo per la Kame, palla che arriva dalla parte opposta, Ugherani prova la conclusione Azzoni, lo scambio fra i due giovani nazionali. Hanno giocato, li abbiamo visti 10 giorni fa a Padova nell'amichevole fra l'Italia e la Croazia. Ora Vitale è in affanno sulla pressione di Azzoni, infatti si rifugia in un fallo laterale molto vicino all'angolo del corner. Sì, non aveva alternativa, era costretto se no a fare una giocata troppo pericolosa, meglio consegnare la palla all'avversario. Igor, palla alta per la conclusione di Azzoni, stoppata da Alba, primo a arrivare sul pallone è Costa, non riesce però a partire per la conclusione di Igor, che ha un'occasione enorme di Igor, liberato da Grippi, era tutto solo, ha scheggiato la traversa. Sì, giocata molto fisica nella pressione da parte della Kame, brutto cambio del Petrarca, un po' distratto in questo momento qui nel cambio, ma sì, una situazione un po' al limite del fallo, ha liberato il giocatore della Kame solo davanti al portiere. Spazza Costa, rischiando forse il fallo. E la Kame riparte da Pietrangelo. Lancio lungo, Costa di testa, indirizza verso Alba, arriva Igor, ma il pallone comunque sfila il fallo laterale, lasciato correre dal capitano dell'Italian Coffee che si appresta alla rimessa laterale. Sempre in grande pressione la Kame. Costa prova ad andarsene in velocità, Costa, lo scambio con Sividini non si chiude. No, era un po' troppo schiacciata, ormai non c'era più lo spazio per dargli una buona palla. Si alternano le fasi, una buona fase dell'Italian Coffee, ora è la Kame che sembra aver ripreso un po' il possesso della situazione. Il lancio lungo, il colpo di testa di Sividini che si intromette, arriva Costa, c'è un rimpallo fra lui e Azzoni. Vediamo
a chi viene assegnata la rimessa. Al Petrarca ha calciato lui sul piede dell'avversario. Mi sembra una decisione difficile ma corretta. E siamo allo spirare del 7° minuto. Kame sempre in vantaggio grazie al gol al secondo di Igor. Italian Coffee che ha colpito un palo, ma Garcia mette in mezzo, la palla scivola fuori. Ci prova Alba. Molto bene anche in questa fase qui, uomo saltato ma grande diagonale difensiva della Kame, che ha chiuso tutti gli spazi, non ha concesso il tiro facile con la superiorità numerica. Ora l'Italian Coffee che va in pressione e conquista questa rimessa laterale, l'effettua del Pizzo per De, che prova la conclusione da lontanissimo, rimpallata. Il pallone arriva direttamente alle parti Moretti con le mani, mette per Alba che ora si è spostato provvisoriamente sul fronte destro, lui che predilige stare dalla parte opposta. Eccolo Alba, tutta l'avversario, non abbocca le finte il difensore della Kame. Rimessa laterale. La del Pizzo De. Ancora del Pizzo. Cerca di richiamare un po' fuori la difesa per l'anticipo di Igor, comunque di forza. Alba va a riprendere il pallone per i suoi. Sì, molto bene qua Alba, perché avevano rischiato molto su questa palla intercettata, con la possibilità di ripartire con la superiorità numerica. Rever. Davanti a lui Bertoni. Del Pizzo cambia fronte per Alba. Per Alba davanti a lui Ugherani, questa volta Alba lo salta, la conclusione però è centrale. Pietrangelo la ferma bene, non la controlla, poi è costretto a buttarla in fallo laterale. Sì, non aveva grandi alternative, grande giocata di Alba, che anche lui sta dimostrando di essere in grandissima condizione a questo inizio di campionato. Ha una grandissima facilità nel saltare l'uomo, che è un elemento fondamentale per lo scacchiere tattico di Giampaolo. Del Pizzo perde Super Rever che la mette in mezzo, c'è un flipper, poi arriva Alba, ancora flipper e la difesa della Kame questa volta si salva con un po' di fortuna, allontanato precipitosamente Murillo. Alba De fa vedere De, beccato da Rever Cortés, c'era un buon pallone che ha filtrato in mezzo, ha dovuto accelerare il passo Rever Cortés per arrivare alla conclusione, la conclusione è terminata abbondantemente sul fondo. Sì, tempestiva l'uscita del portiere della Kame, che ha chiuso lo spazio. Igor il lancio lungo in verticale, troppo lungo, non potrà mai arrivarci Edgar Bertoni. Ancora un cambio, entra Mustafov per l'Italian Coffee. Moretti la lascia lì per Del Pizzo. Mustafov non si intende con Rever, regalata questa rimessa laterale alla formazione trevigiana. Rientra Giappa con il numero 12. Bertoni, poi il palla per Garcia, prova a impostare contropiede la formazione petrarchina. C'è questo pallone di Mustafov messo sul secondo palo, un po' troppo in profondità per Rever, che forse magari era un po' in ritardo, non ci ha creduto fino in fondo. Sfuma anche questa opportunità per l'Italian Coffee quando siamo quasi alla metà del primo tempo, con la Kame sempre in vantaggio per il gol dopo poco più di 60 secondi di Igor. Sciappa in centro, si gira, ci arriva Moretti, non la trattiene, ma arriva comunque Del Pizzo a mettere provvidenzialmente in fallo laterale, perché spalle alla porta con due avversari che lo stavano per pressare. Palla all'indietro per Schiochet, lo intuisce questo passaggio Rever Cortés, che anzi Mustafov che tocca e il pallone si impenna per terminare in angolo. Già palla dalla lunetta, palla alta a scavalcare per la volée tentata da Bertoni, una volta molto sporca.
Sì, però c'era già pronto il compagno sul secondo palo, pronto a raccogliere il tiro, che per fortuna è stato intercettato da De. Bertoni per Murillo, ancora Bertoni. Fa grande movimento anche la formazione di Silvio Rocha in questo momento. Bertoni non si intende con Giappa e questa volta è la Kame che regala una rimessa laterale all'Italian Coffee. Sì, grande intensità anche su queste rotazioni, condita da una qualità che è veramente eccelsa. Raramente si vedono passaggi sbagliati. Mustafa cerca, anzi Garcia cerca spazio e c'è il gol dell'Italian Coffee. Autorete di Bertoni su questo pallone basso violento messo in mezzo da De Garcia. Edgar Bertoni nel tentativo di liberare la messa alle spalle di Pietrangelo. 9,55 a riposo, quindi esattamente a metà del primo tempo. L'Italian Coffee torna in parità 1-1. Sì, credo anche meritatamente, perché sicuramente dopo il gol è stata la squadra che ha dato una maggior intensità alla gara con diverse occasioni. Poi dopo diverse occasioni ci voleva un autogol per pareggiare, però ennesima tra l'altro chiusura molto, molto decisa sulla diagonale, che però stavolta è stato un tocco sfortunato. Del Pizzo in anticipo netto su Giappa. Una rete che certamente ridà morale all'Italian Coffee. Ora Bertoni aveva un buon corridoio centrale, non è arrivato in tempo e la palla è sfilata sul fondo. Altro cambio, rientra Sividini, esce Rever Cortés. Palla corta per Del Pizzo l'impostazione. Si va a vedere Sividini sempre a difendere e a conquistare spazio. Toccata da Giappa questa imbucata di Del Pizzo. E ora la Kame torna a pressare alto fin dal portatore di palla. Sì, altissimi, sono proprio 1-1 vicinissimi, con grande intensità, con grande capacità nel non farsi saltare, perché in quella fase lì finora hanno sempre messo un po' in difficoltà il Petrarca. Giappa, controllo non facile, difende palla, attende l'arrivo dei compagni, taglio alla parte opposta per Igor che la mette in mezzo, troppo avanti per Ugarani, che non può arrivare alla deviazione. Sì, buona chiusura anche di Del Pizzo, che non gli ha concesso comunque una palla facile. Per riuscire a servire il compagno doveva comunque giocarla sulla linea di passaggio coperta da lui, quindi ha dovuto forzare. Pietrangelo prova il lancio lungo per Giappa, controllo di petto, palla che fila al di là della linea laterale. Puntuale l'intervento di Malfer, che è il numero 1 dei fischietti italiani, chiamato oggi a dirigere questo derby veneto. Uno dei due derby che l'Italian Coffee potrà giocare quest'anno, l'altro con l'Arzignano. La Kame ha giocato l'altra volta, proprio sabato scorso, l'altro derby, con l'Arzignano vincendo nettamente. Vitale aveva una buona occasione, respinta di Pietrangelo, arriva Costa e ribadisce in rete il gol del 2-1. C'era probabilmente anche fallo su Vitale, l'arbitro opportunamente ha lasciato andare. Italian Coffee va in vantaggio e Silvio Rocha chiama immediatamente time out. Sì, bravo, devo dire bravo l'arbitro, perché era facile cadere nella tentazione di fischiarlo quel fallo, perché Vitale era finito per terra, ma con grande caparbietà è riuscito a calciare un pallone che forse anche il portiere non si aspettava, perché non era un tiro irresistibile, respinto, e Dudu Costa, che come sempre nell'ultimo anno ci ha fatto vedere un falco in area sui palloni vaganti. Grandissima giocata di Alba, che come sempre è veramente immarcabile nell'uno contro uno, e meritatamente, dico, il Petrarca è in vantaggio, è la squadra che in questo momento qua ha tirato di più in porta, ha avuto più occasioni. Grande intensità della Kame, che sta difendendo molto bene, però
dopo il gol diciamo che ha avuto un paio di occasioni importanti, ma non è riuscita a dare un'impronta alla partita per provare a chiuderla dopo l'1-0. Petrarca sugli scudi molto bene, molto tonico, molta qualità. In 1 minuto e 15, quindi l'Italian Coffee ha capovolto il punteggio. Immediatamente Silvio Roccia ha chiamato il time out dopo il pareggio su autorete di Bertoni, aveva subito spinto alla marcatura alta i suoi, e dopo il raddoppio Petrarchino ha ritenuto opportuno fermare il cronometro, parlare con i suoi, dare disposizioni per una reazione che certamente non mancherà da parte della CAM. Squadra esperta, squadra navigata, giocatori che da anni sono protagonisti del nostro campionato. Vediamo l'Italian Coffee come reagirà ora all'affondo. Questo primo tentativo di Igor abbastanza velleitario, perché aveva l'uomo davanti a lui, non aveva speranze di passare. Rimessa laterale proprio davanti alla panchina di Giampaolo, che si incarica di fare in questo caso da raccattapalle. Passaggio un po' alla cieca verso Juan Fran, che si lamenta un po' di una trattenuta nei confronti dell'arbitro, ma cose assolutamente normali nei contrasti in centro area. Lancio lungo di Moretti, riesce a tenerla in campo Alba, ma la regala agli avversari che possono ripartire. Ritorna comunque Alba, quindi non è difesa scoperta. Prova a girarci Giappa andando sul lato sinistro, lo chiude Vitale, sembra molto attento in fase difensiva questo giovanissimo giocatore arrivato alla Sicilia l'anno scorso e che Giampaolo ha voluto fermamente tenere a Padova anche per questa stagione. Beh, credo tra l'altro gli stia dando ragione, perché anche quest'anno è iniziato ancora dell'Italian Coffee. Moretti prova a vedere se c'è un'opportunità di rilancio veloce, preferisce poi l'azione manovrata. Costa, lancio in verticale per Alba che ci pensa, ha un aggancio quasi impossibile, infatti impossibile è. Può ripartire Grippi. Vitale monta alta la pressione, costringe l'avversario a un lancio sbilanciato verso Giappa. Moretti con i piedi, e vicino c'è De Garcia, dalla parte opposta c'è Alba. Alba che si intestardisce questa volta in un dribbling rischioso, alla fine si libera del pallone facendolo arrivare dalle parti di Pietrangelo. Può ripartire allora Kame con Igor. Verticale per Giappa, questa volta è Costa che marca su di lui. Giappa attende l'arrivo dei compagni, lo scarico dalla parte opposta, qualche difficoltà per Juan Fran che comunque mantiene il possesso con questa rimessa laterale. Già effettuata da Ugherani. Igor, Grippi in verticale per Igor, ancora una chiusura di Vitale. Igor mantiene comunque il possesso palla, si cambia fronte Giappa, davanti a lui è Dudu Costa, lo punta, si accentra, c'è forse un blocco, sì, effettivamente molto vistoso. Sì, era proprio attaccato al pallone, gli ha impedito assolutamente di continuare a fare la marcatura. E al 14° minuto andiamo ad annotare il primo fallo, abbastanza insolito. Ma partita molto corretta, molto leale da parte dei giocatori che stanno mantenendo un'intensità enorme, però con grandissima correttezza, il che fa sì che la partita scorra via in maniera molto piacevole. Ora non si intendono Ugherani e Grippi. Grippi aveva dato un buon pallone in profondità, ma il giovane azzurro non ha creduto in questa opportunità. E ora invece il malinteso fra Del Pizzo e Costa, cenno d'intesa successivo ai due, tutto bene. La rimessa sbagliata per la Kame, Rever Cortés la mette per Garcia, la mette in mezzo Garcia. Occasione straordinaria per l'Italian Coffee, che c'era Dudu Costa libero sul secondo palo e Rever Cortés praticamente sul dischetto del rigore. Ha cercato la conclusione da solo Garcia e non è stata alla fin fine una decisione felice. No, probabilmente non è riuscito a alzare la testa, a vedere bene il posizionamento dei compagni dopo un dribbling secco che ha seduto l'avversario. Peccato, perché era un'occasione sprecata. Igor Azzoni, pressioni del Pizzo, la palla resta lì
prende Rever, che preferisce rallentare l'azione e ripartire con l'azione manovrata. Dei piedi del Pizzo per De, scivola De, che poi con un po' di mestiere mantiene il possesso palla. Sì, diciamo di sì, al limite. Del Pizzo, il pallone scivola, c'è un po' di umidità, comincia a far capolino sul parquet del Gozzano. Rimessa del Pizzo, e alla fine stava per scadere il tempo a sua disposizione. Passa per Moretti, la palla in mezzo, una buona intuizione di De Garcia che Mustafov non ha colto. Ancora De Garcia con questo pallone, retropassaggio all'indietro che mette in ambasce Moretti. Sì, voleva tirargliela addosso per prendere un rimpallo, un fallo laterale, l'avversario ha tolto la gamba e ha guadagnato un fallo laterale in zona d'attacco. Si è un po' distratto in questa situazione qui perché anche la palla giocata prima al centro. La rimessa. Passa corta per Ugherani, conclusione facile per Moretti, può già ripartire Italian Coffee, poi Alba si ferma. Rever, Cortés, Alba cerca di richiamare fuori la difesa della Kame. Alba, tocco di Mustafov, Murillo si scontra con Alba e poi c'è ancora una buona copertura della difesa petrarchina. Lancio per Rever, è da solo contro 3, quindi deve attendere l'arrivo dei compagni. Alba per Del Pizzo, prova ad andarsene Del Pizzo su Bertoni, va sul fondo, la mette in mezzo, chiusura eccellente di Ugherani. Ancora Del Pizzo però, poi una palla che rimbalza per una rimessa laterale che verrà effettuata da Rever Cortés. Grande giocata di Del Pizzo e ancora una grande diagonale difensiva della Kame. Dudu Costa difende questo pallone da Murillo, arriva a sostegno Del Pizzo, cambia fronte. Alba prova a saltare Bertoni che non si lascia ingannare, ancora Bertoni, ma c'è il tocco di Alba che si intromette, contropiede 2 contro 1, Alba va sul fondo, la mette in mezzo per Dudu Costa che per un attimo non arriva alla deviazione del secondo palo. Sì, tutto perfetto, grande intercetto, grande ripartenza, grande giocata di Alba e anche qui è mancato di qualche centimetro l'impatto giusto per spingerla in porta. Ci aspettavamo la reazione della Kame che invece non c'è stata, è sempre Italian Coffee che giustifica ancora di più il vantaggio che a 4 minuti dalla conclusione lo vede sul 2-1. Edgar Bertoni perde il pallone, Rever Cortés, ancora un contropiede, Alba leggermente arretrato il servizio, arriva alla chiusura di Azzoni. Sì, diciamo un po' falloso il Kame in questo momento qui sulle giocate, sia in uscita dalla pressione che proprio anche sul giro palla. Ha messo più qualità all'inizio, in questo momento qua sta concedendo tanto in termini anche di ripartenze al Petrarca con quasi sempre errori individuali. Pronte altre 2 sostituzioni per l'Italian Coffee mentre si deve prosciugare ancora il parquet. È un inconveniente che si verifica spesso qui alla Gozzano, la temperatura assolutamente fuori dalla norma per essere l'inizio di ottobre. Assolutamente sì, con tanta umidità poi, per cui grande sudorazione ogni volta che vanno per terra, lasciano strisciate che rendono anche il pavimento abbastanza pericoloso. Il campo è nuovamente praticabile, Alba sotto, la mette in mezzo, ancora Bertoni rischia l'autorete. Poi questo pallone che rimpalla a centrocampo, l'ultimo a toccare è stato un giocatore in maglia nera, doppio cambio per Giampaolo, rimessa laterale che si appresta ad effettuare Murillo. Ancora un malinteso, un'impostazione, una facile impostazione fra Azzoni e Bertoni. Sì, ho la sensazione che Bertoni abbia un po' subito il contraccolpo dopo l'autogol, ha sbagliato qualcosa di troppo per insomma. Alba punta l'avversario, si accentra, prova la conclusione, c'è un rimpallo, vediamo primo arrivare Del Pizzo che la mette ancora in mezzo per De Garcia che
fallisce ancora una grossa occasione, era tutto libero. Ma non solo, aveva il tempo di fermarla, aveva anche il compagno in fianco, per cui potevano giocarsela tranquillamente in 2 contro il portiere. Frettolosa questa giocata, e è un po' un peccato perché andare a riposo con risultato un po' più largo avrebbe fatto sicuramente comodo all'Italian Coffee. Anche perché Italian Coffee sa benissimo per sua esperienza che i vantaggi non sono mai sufficienti. Beh, insomma, il bello di questo sport è che le partite non finiscono mai. Alba prova a saltare l'avversario, si centra da Garcia, giù per Sividini, che è tornato in campo cercando di dare un po' di contributo ai suoi, la mette in mezzo, l'abbiamo vista male, illusione ottica. Eravamo coperti. Però il portiere era sul palo, quindi sarebbe stata una gaffa clamorosa per Pietrangelo, sì. Poi filtrato questo pallone qui. Ancora un malinteso di questa Kame che non riesce a trovare il bandolo della matassa. no, infatti cerca di uscire anche con giocate pregevoli, ma non gli stanno riuscendo in questo momento qua. Forte anche la grande pressione, la grande intensità che ci sta mettendo il Petranca. Garcia va sul fondo, stavolta ci arriva bene Juanfran che tocca il pallone, la rimessa è per la Kame. Ma ho qualche dubbio. Pietrangelo non è stato pronto, ecco Juanfran libero, va a chiuderlo Moretti molto bene. È stata una ripartenza che l'Italian Coffee un po' ingenuamente ha concesso agli avversari, perché stavano andando tutti per la rimessa sì. da angolo. Sì, c'è stata un po' di incomprensione. Moretti ha comunque sventato il pericolo. Igor cerca un appoggio, lo trova su Giappa all'indietro. Ora la Kame che cerca di stanare la difesa dell'Italian Coffee con questi passaggi all'indietro. Intercetto del Pizzo, giro per Moretti, Sividini, si fa vedere Alba. Ancora all'indietro, Alba trova una buona rimessa laterale. Sì, grande tranquillità da parte dell'Italian Coffee nel gestire queste situazioni. Gran fiducia anche da parte dei giocatori, anche nelle proprie capacità. 2:39, Italian Coffee aveva chiamato il time out. C'è un malinteso fra cronometristi e arbitri, è partito una sirena per sbaglio. Non c'era il time out chiesto da Italian Coffee, anche perché non ne vedevamo la ragione, sta gestendo molto bene la situazione e la formazione in maglia nera. Vitale alza la testa per Dudu Costa, tutto libero, Dudu Costa che punta il portiere e la fa terminare a lato. Ancora una grossissima occasione per l'Italian Coffee, con una amnesia generale della difesa del Kame che si è dimenticata completamente Costa. Sì, un buco centrale, Costa ha avuto tutto il tempo anche di rallentare e prendere la mira, ma conclusione non felice anche in questo caso. Ciampa cerca di guadagnare spazio, spalla alla porta, lo scarico per Murillo. Ancora Vitale che ha una ottima chiusura difensiva e poi in combinazione con Sividini che è in maniera molto evidente in difficoltà il numero 3 in maglia nera. Sì, Igor cerca di andare sul fondo, lo chiude Costa e immediatamente Sividini fa l'ultimo scatto per tornare in panchina. Sì, sta cercando di dare il suo contributo da guerriero com'è, però chiaramente è in difficoltà. È rientrato Revert che devia questo pallone un po' lento messo in mezzo. Pietrangelo, Giappa. Igor per Murillo, lo attende Dudu Costa, cerca l'imbucata, chiude tutto Dudu Costa. 1:40, sempre 2-1 per l'Italian Coffee. Giappa, palla alla porta, cerca di guadagnare spazio, va sul fondo, allunga il piede Dudu Costa che poi lo ferma, cerca con tranquillità di reimpostare. Vitale si affida a Moretti, ancora Vitale che poi la spara via. Igor posizione centrale, rientra prima Garcia che lo mette in difficoltà e poi Dudu Costa che lo mura. Rimessa laterale. Molto bravi, una palla buttata via centralmente da Vitale che poteva diventare pericolosa per la difesa dell'Italian Coffee, però risolta con grande intensità dal doppio intervento.
Ora anche la Kame gioca al 4-0. Poi subito Japa va a prendere la sua posizione del pivot. Igor, siamo entrati nell'ultimo minuto. Cambio in orizzontale per Japa. Cerca di metterla in mezzo per Murillo. Il tocco in verticale per Juanfran. Va a chiudere Moretti. Anzi, sì, era Crippi. Provvidenziale Moretti in questo caso, perché probabilmente la palla sarebbe passata. Murillo avrebbe anche potuto tirare da lì, perché la posizione era centrale. Ci prova adesso. Il tiro in equilibrio precario. Sempre nel muro della difesa tutta nera. Ancora una rimessa laterale della Kame che cerca di chiudere questi ultimi secondi del primo tempo. Conclusione velleitaria di Grippi che termina abbondantemente sul fondo. Torna palla per l'Italiakov, torna in campo Alba per gestire questi ultimi 40 secondi, lo scambio con Vitale. Ora alza il pressing la Kame, la palla buttata in mezzo anche dalla Kame. Japa comunque la tiene per primo, per Murillo, la conclusione di Murillo al volo. La pressione che stava facendo Costa mette forse in difficoltà il numero 21 della Kame, che accelera i tempi. La sua conclusione è da dimenticare. Sì, assolutamente sì. Sta provando ad arrivare con un po' più di continuità la Kame alla conclusione in questa fase qui. Sarebbe un po'... sì, non giusto un pareggio in questo momento qui. Alba alza la testa, porta avanti per Rever Cortés, l'incrocio con Del Pizzo, non si intendono. 20 secondi, rimessa per la Kame, proprio davanti alla panchina di Silvio Roccia che dà le ultime istruzioni. 20 secondi prima del riposo. Murillo fa movimento sempre Japa, prova a metterla in mezzo, il pallone è rimpalato bene da Del Pizzo. Moretti prova il lancio lungo per lo stesso Del Pizzo, fuori misura. 8 secondi, vediamo se la Kame riuscirà a tradurre in qualcosa di offensivo questo pallone, questa rimessa praticamente dalla propria area. Pietrangelo alza la testa, palla alta, palla lunga, la lascia sfilare Costa, palla va sul fondo e mancano 3 secondi. Possiamo dire che il primo tempo si conclude qui con l'Italiakov in vantaggio per 2-1. Il gol subito dopo un minuto e mezzo di Igor e poi a metà, a cavallo del primo tempo, al nono il pareggio su autorete di Bertoni e poi il sorpasso con il gol di Dudu Costa. Questi 3 secondi sono durati un'eternità, questi ultimi 3 secondi. Sì, esatto. Arriva la sirena, palla nelle mani dell'arbitro, squadre negli spogliatoi. Noi ci risentriamo per la ripresa. Per i padroni di casa, aperto le marcature.
E siamo pronti per il secondo tempo di Italian Coffee Kame Dawson. Primo tempo si è chiuso con la formazione Petrarchina in vantaggio per 2-1. Ricordiamo i gol di Igor, subito un'apertura per la Kame al secondo minuto, il pareggio al 10° su autorete di Bertoni, propiziata da una palla molto forte messa in mezzo da De Garcia, e poi il raddoppio di Costa all'11°. Kame che rientra con Igor, Murilo, Giappa e Bertoni, diciamo un quartetto di grandissima esperienza, e vedremo se Rocha è riuscito negli spogliatoi a dare una sterzata ai suoi, che sono apparsi in grossa difficoltà di fronte al dinamismo, alla volontà degli Italian Coffee. Sì, decisamente, forse è mancata un po' di fiducia grazie proprio alla grande intensità e alla grande qualità messa in campo dall'Italian Coffee, che come sempre, come ha già dimostrato nelle prime 2 partite di campionato, sta facendo veramente, veramente molto bene. Ha raccolto molto meno di quello che meritava di raccogliere fino ad ora. Costa per Alba che difende questo pallone, dietro per Costa del Pizzo, comincia subito con grande pressione la Kame, e l'Italian Coffee ha già buttato via 2 palloni sulla pressione degli avversari. Su questo fondamentale qui hanno lavorato molto bene anche nel primo tempo, perché sulla pressione hanno sempre spinto moltissimo. Sono mancati un po' proprio nella qualità del palleggio, che non li ha portati troppo spesso a concludere in porta. Bertoni per Murilo, va a prendere palla in mezzo, chiude del Pizzo. Anche nel primo tempo la Kame è partita molto più forte di Italian Coffee. Ha raccolto subito la rete dopo 1 minuto e mezzo. E Italian Coffee chiusa a riccio con grande attenzione, ha concesso poco nel primo tempo, a parte la traversa con cui Igor ha sfiorato il 2-0 al 7° minuto. Giappa esce, va in scivolata Costa e lo ferma ancora angolo, sempre la battuta, questa volta all'indietro per Bertoni, ancora una conclusione un po' sporca di Edgar Bertoni, palla che rotola sul fondo. Sì, tentativo di deviazione di Igor, che però non è riuscito, una palla che saltava un po', non era facile da... Moretti prova il lancio lungo e teso, Lever Cortés riesce ad addomesticarla, a tendere in forzi, c'è qualche trattenuta, l'arbitro lascia comunque andare e ci prova con la conclusione secca da lontano Costa. Ci arriva Pietrangelo a mani aperte che si salva in angolo. Bello il tiro, bella la parata. Del Pizzo la mette in mezzo, ci prova ad andare di testa Dudu Costa. Non l'ha mancata di tanto. Abbastanza inconsueta, sì. Il cross per il colpo di testa. Però anche con Latina una giocata simile però bassa ha portato al gol di De in quel caso. Un buon controllo di petto di Giappa e poi del Pizzo che gliela mette in fallo laterale. Igor, c'è grande movimento davanti, Murilo, ancora Igor, alza la testa, cerca l'imbucata, poi prova l'azione personale insistita, dietro per Bertoni, ancora Igor, ha lo spazio per la conclusione che non termina molto lontana da porta di Moretti, che comunque sembrava ben posizionato. Sì, si è abbassata di colpo, poi è partita molto secca. Palla corta per Del Pizzo, per Costa, ancora Del Pizzo, l'anticipo di Giappa e ancora Costa arriva a rimediare e a fermare, sarà il 10° fra angolo rimessa che batte la Kame in questo primo minuto e mezzo della ripresa. Sì. Palla all'indietro per Bertoni, questa volta prova la conclusione e gli riesce bene, ma riesce bene anche la risposta di Moretti che si distende e salva in angolo. Sì, altrettanto bella come quella di prima. Entrambe le conclusioni, grande tiro e grande parata. Palla alta ancora per Bertoni che cambia piede, cambia palo, ancora pallone leggermente a lato. Sì, con Kame che sta imprimendo un ritmo
più forte in questo momento qui, sta cercando di non far giocare il Petrarca perché ha visto al primo tempo che se lo lascia giocare troppo vanno più in difficoltà. E non riesce a venire fuori Italian Coffee. Ora Costa la butta in avanti, quasi diventava un assist per Ever Cortés, e si riparte. Murillo per Bertoni, che ancora prova la conclusione, terzo tentativo in 10 secondi di Bertoni, che continua a sfiorare i pali. Moretti, lancio lungo dalla parte opposta, Bertoni di testa, sembrava zoppicare all'inizio del secondo tempo, ma lo vediamo sempre in condizioni invidiabili. Sì, grande fisico, grande atleta, scrupolosa, maniacale del proprio fisico, Edgar Bertoni. Ma anche di testa, perché ha finito il primo tempo magari con qualche errore di troppo, adesso invece sta cercando di dare un contributo importante nel secondo tempo della Kame, ha preso un po' in mano la squadra, soprattutto nella Igor, parte offensiva. Eccolo ancora Bertoni, si accentra, Ever Cortés chiude lo spazio, si riparte all'indietro, Giappa l'incrocio con Igor, Bertoni cambia fronte, lo scambio con Giappa e c'è il fallo di Del Pizzo. Malfer aveva quasi messo la mano nel taschino. Beh, diciamo che ci poteva anche stare, ma evidentemente su una partita corretta come questa ha ritenuto che fosse inopportuno. Primo fallo Italian Coffee, perché nel primo tempo non ne aveva commessi. Esatto. Uno ne aveva commessi la Kame nel primo tempo. Sì, quindi insomma, probabilmente in questo secondo tempo aumenteranno i numeri di falli, perché man mano che si avvicina alla fase cruciale sale anche l'agonismo. Giappa prova la conclusione, era buono il movimento per liberarsi, il tiro abbastanza largo, molto lontano dal portiere Moretti. Moretti che la lascia lì, prova sempre con l'azione manovrata a venire fuori Italian Coffee. Stavolta ha spazio per manovrarsi, Vidini tornato in campo, c'è Alba, si porta a spasso Bertoni, ma è sempre un marcatore molto insidioso. Alba ancora perde palla su Giappa, la palla in mezzo per Igor che ha un'occasione colossale, tutto solo Igor, la spara sopra la traversa di Moretti. Sì, anche qua grande pressione della Kame che non ha concesso l'1 contro 1 a Alba, e già questa è una notizia perché il primo tempo è stato abbastanza devastante Alba, e in questo caso qui invece non gliel'hanno concesso, l'hanno portato da un angolo all'altro e poi con un'altrettanta forte pressione sono riusciti a rubare palla al limite del fallo, ma diciamo che la linea arbitrale finora ha sempre lasciato abbastanza correre questi atteggiamenti qui. Secondo me ci sta anche perché ne va dello spettacolo. Sono passati 3 minuti, praticamente si è giocato a una sola porta e si continuerà a giocare, perché questo lancio lungo di Moretti è fuori misura, può ripartire ancora la Kame Dosson. Si è rientrato Cividini, vediamo se riesce a correre quantomeno. Grippi, c'è il raddoppio di Costa che va a strappargli il pallone, anzi di De che va a strappargli il pallone, e poi due vanno a pressare Del Pizzo che riesce comunque a recuperare una rimessa laterale. Ha raccolto il massimo, più di questo non poteva fare ormai in quella situazione lì. Continua nelle proprie rotazioni Giampaolo, ricordiamo oggi non può disporre di Urio, che è un giocatore molto prezioso per la fase difensiva. Dalla parte opposta anche Belsito è qui per onor di firma, ma è indisponibile per Silvio Rogia, quindi due pezzi importanti negli scacchieri difensivi delle due formazioni. È uscito un po' nervoso Alba, ma non so se ce l'avesse con l'arbitro per il fallo non fischiato. Asciugato il parquet, si può ricominciare con Kame sempre in pressione altissima, e affanno per l'Italian Coffee, palla per Moretti che la scambia con De che la spara alta, il pallone che attraversa tutte e tra lì Cividini carica il suo sinistro e poi non ce la fa proprio, ci ha provato.
con grandissima difficoltà, con grande zoppia esce in panchina. Penso che sarà l'ultima volta che l'abbiamo visto in campo questa sera. È durato poco, credo che abbia fatto il massimo. Ha consentito a Rever quantomeno un minuto in panchina. Poi Del Pizzo prende buono questo pallone, insiste sul fondo, lo va a chiudere comunque la difesa della Came. Sempre Del Pizzo cerca di accelerare, ma non ha compagni su cui servire. La conclusione di Rever addosso a Japa. Poi Igor lo chiude in qualche modo. Del Pizzo, poi Rever Cortés la spara lontana, perché la pressione della Came è veramente molto forte. Sì, non stanno mollando un centimetro in questo secondo tempo. Male questo pallone in mezzo per Costa che la allunga per De. Arriva Tondi che in scivolata la mette lontana. Prova a dare un po' di continuità offensiva ora Italian Coffee. De punta l'avversario, si accentra, c'è una conclusione sporcata prima dal difensore e poi messa sul fondo da Tondi in tuffo che rimane anche a terra. Sì, bravo De a resistere alla difesa dell'avversario, è riuscito comunque a concludere in maniera importante. Il portiere è stato altrettanto reattivo. E Tondi sempre a terra, ma c'è anche il parquet da asciugare. Penso che ne vedremo molte in questo secondo tempo di interruzioni per asciugare il campo di gioco. Sì, vedendo anche lo stato dei giocatori, la vedo una cosa probabile. Il portiere non ho capito se ha battuto per terra cadendo o se allungandosi. No, è una botta. Sembra una botta più seria di quanto potesse sembrare all'inizio. Sì, per quello dico, non vorrei che nell'allungarsi non abbia sentito invece un dolore addominale o al fianco. Opportunità per tutti i giocatori di prendere fiato, perché i ritmi imposti dalla Came in questi primi 4 minuti abbondanti del primo tempo sono stati altissimi. Una pressione asfissiante con l'Italian Coffee che in pratica non è mai riuscita a venire fuori dalla propria metà campo. Sì, diciamo che a differenza del primo tempo che alternavano questa pressione forte con una difesa un po' più nella metà campo, adesso stanno cercando di imporre il proprio ritmo sulla partita. Si è rialzato il portiere Tondi, quindi si riparte con l'angolo, palla messa giù da Rever Cortés, alza la testa, cerca il movimento di qualcuno, il colpo di testa di Costa che era in arretramento, non ha potuto dare né direzione né forza, palla terminata sul fondo e riparte l'azione del Came. Rever sporca questo servizio in verticale. Messa di Grippi, Costa, poi Azzoni, il pallo rimpalla alle parti di Moretti che può impostare per i suoi. Vitale prova ad andarsene in verticale da solo, lo raddoppia. Costa è il primo ad arrivare sul pallone. Ancora Vitale insiste da questa parte, l'Italian Coffee in verticale per Costa, prova la girata in diagonale sul primo palo e attento Tondi. Sì, non poteva far di più perché chiuderla sul secondo era veramente un'impresa impossibile. Ed è rimpallato dalla parte opposta e quantomeno per 20 secondi l'Italian Coffee sta nella metà campo della quando riesce a superare la prima linea, dopo riesce a imporre più il suo gioco. Torna comunque in possesso di palla la formazione trevigiana. Grippi, Igor, Murillo va a prendere alto Costa, Murillo si divincola. Grippi prova l'imbucata per Murillo, chiama palla Moretti, è proprio al limite della propria area, arriva a prenderla Vitale, taglia il campo da parte opposta, ha rischiato questo servizio, arriva comunque De, intervento sul pallone 2 contro 1, 3 contro 1, De Costa per Vitale in mezzo, c'è probabilmente grandi proteste dell'Italian Coffee. Era rosso e sì, la parata. Un fallo di mano di Igor, noi avevamo tutta la panchina della Came davanti a noi. Sembrava abbastanza evidente.
sembrava abbastanza evidente vedendo anche il comportamento sia dei giocatori della Kame che di Igor. Noi non abbiamo visto, io non ho visto no, nulla. era veloce. Malfer ha fischiato con qualche secondo di ritardo. Sì, era veloce, ma secondo me ha lasciato un po' il vantaggio per capire se si concludeva comunque l'azione. Fra il vantaggio per un calcio di rigore. No, nel senso che se la palla era entrata, poi forse ci hanno pensato un attimo, si sono confrontati un attimo. Intanto in porta è rientrato Pietrangelo. Rever Cortés mette con estrema cura il pallone, 14:26 da giocare in questo secondo tempo. E un Igor fuori, che un giocatore che fischia Malfer. La battuta di Rever Cortés, il gol del 3-1 per Italian Coffee. Arriva il tris dell'Italian Coffee Petrarca. Al sesto minuto. non lo so, eravamo coperti un po' dalla gente qua davanti alla postazione e il movimento di apertura del braccio c'era, che poi l'abbia colpita o meno sinceramente difficile da giudicare. Non c'è stata inferiorità numerica perché l'Italian Coffee ha segnato subito, quindi gioca ancora in 4 la Kame che sfiora il Anche palo. Da questa visuale quella porta la si vede molto male. C'era successo anche nel primo tempo. Grande l'apertura di Rever Cortés per la diagonale di De Garcia. Splendida sponda al volo di Rever Cortés, che ha visto il movimento ad allargarsi del compagno. E grande risposta. Grande di piede, sì, portiere sì, Tondi. di Tondi. Ora Rever Cortés la mette in mezzo, ma non c'è nessun compagno che fosse andato a seguire l'azione. E praticamente alla prima conclusione, Sì. prima vera azione offensiva del secondo tempo, al 6° minuto. Italian Coffee ha conquistato questo rigore, trasformato poi da Rever Cortés, e 3-1 è già un buon margine, ma sappiamo assolutamente non di tranquillità. Ora se ne va via De Garcia, viene toccato ancora, caparbiamente torna sul pallone, c'è un rimpallo, la difesa della Kame spazza via. Ha trovato immediatamente fiducia, o forse ha trovato sfiducia la Kame in questo gol, perché Ma stiamo a vedere, perché sicuramente ha dato più fiducia al Petrarca. Rever Cortés, palla che balla sulla linea da parte opposta per De Garcia, la conclusione è spinta da Tondi. Giappa prova a ripartire, palla al piede, arriva da dietro del Pizzo, c'è un rimpallo, ancora Giappa, caparbiamente la difende, la difesa chiude, azioni confuse, conclusione di azioni, chiude Alba, angolo. E giustamente sì, c'era il fallo dell'Italian Coffee, l'arbitro correttamente ha lasciato proseguire l'azione. Riprova a entrare Cividini, la nostra previsione è stata smentita. Bertoni palla alta a scavalcare, Giappa si coordina malissimo per questo tiro di esterno che finisce ancora più in là della posizione da dove Bertoni aveva effettuato la rimessa. Alba cerca di dare continuità all'impostazione, Cividini difende questo pallone, il tacco per De Cortés, esce Tondi, ancora decisivo il portiere in maglia bianca. Sì. È un'azione sporca con grande caparbietà. De Cortés era arrivato comunque alla conclusione. Sì, gli è mancato forse appena il controllo un po' più ravvicinato, se l'è allungata di quel tanto che il portiere è riuscito a chiudergli lo spazio, ma Petrarca a terra riesce a difendere, è incommiabile la generosità del giocatore numero 3 che zoppica vistosamente. Ora c'è questo bellissimo lancio dalla parte opposta, ma altrettanto bella l'intuizione di Bertoni, 3 contro 2, arriva Bertoni alla conclusione, salta un uomo, si scontra con Del Pizzo, ma non c'era. Poi c'è un fischio dell'arbitro che punisce l'intervento di Giappa. Bertoni non condivide il fischio arbitrale.
C'è una lunga strisciata del sudore di Bertoni proprio davanti al tavolo del cronometrista. Sì. Ce n'è un'altra davanti alla porta di Moretti. E Silvio Rossi approfitta di questo momento di pausa per effettuare cambi, per richiamare i giocatori, per dare istruzioni. Rientra Ugherani che dà un po' di panchina a Juanfran. Si è abbassato un po' il ritmo la Came in questo momento, non riesce più a pressare come aveva fatto nella prima parte del secondo tempo. Sarebbe stato difficile mantenere una pressione come quella che hanno Poi adesso fatto vedere nei primi 4 perdere minuti. Igor, che tra l'altro è stato uno dei giocatori più impiegati fino a qui, sicuramente può pesare anche un po' sul morale della Came. Anche perché viene a mancare un cambio importante. Giappa allarga per Murilo, che però la controlla dopo che era terminata oltre la linea laterale. Beh, l'arbitro era molto vicino. Moretti pensa al lancio in verticale. Alba su questo pallone arriva per primo, poi sono 3. Alba cerca lo slalom fra 2, poi riprende tempo, opportunamente va all'impostazione di squadra. Sividini prova la girata e poi dopo ogni conclusione Sividini zoppicando torna in campo, torna in panchina. Sì, tra l'altro la contusione sul sinistro. Del Pizzo tocca corto per Vitale che prova ad andarsene sul fondo, il campo finito, sarà rimessa per Tondi. Giappa si accentra, c'ha un po' di spazio, carica la conclusione che è velenosa e radente. Di piede allunga Moretti e mette in fallo laterale. Sì. Grippi. Davanti a lui Costa si accentra, cambia fronte. L'anticipo secco di Del Pizzo, vediamo se l'Italian Coffee prova a ripartire, c'è un rimpallo del Pizzo, addomestica il pallone per Costa. L'appoggio su Vitale. Ancora Del Pizzo, preferisce l'azione ragionata e manovrata Italian Coffee. Ovviamente il punteggio e il cronometro in questo momento è a suo favore. Bever Cortés affronta Giappa, poi torna dalla parte opposta, l'imbucata non è precisa di Del Pizzo, palla per Tondi che ha già rimesso in azione i suoi. Ugherani. Murilo. Grippi davanti a lui c'è Costa, quasi in surplus i due, prova la conclusione, Costa è esperto, chiude la gamba. Giappa, arriva Murilo, c'è un doppia deviazione che alla fine corregge 2 volte la traiettoria, arriva alle parti di Moretti, Rever Cortés, prova una Veronica, poi si scontra, tutto regolare. C'è una trattenuta del Pizzo violentissima, l'arbitro lascia correre, poi Dudu Costa che la mette fuori e gli arbitri non intervengono. Sì, problema per Del Pizzo, che già lo vedevo un po' affaticato nelle ultime giocate, impiegato tanto vista l'assenza di Urio, a 10 dalla fine coi crampi. Questo può essere un problema per mister Giampaolo, perché rinunciare a un giocatore così in questo momento è veramente un problema. Veramente un problema. Hanno tenuto un ritmo altissimo con questo caldo qui, vedo anche i giocatori dell'Italian Coffee abbastanza in difficoltà. Tutta la panchina della Came giustamente protestato per una trattenuta vistosa. Sì, ci stava comunque giustamente il fallo cumulativo e anche la regola di vantaggio. Sì. In genere questa è la sanzione che vediamo sui campi di gioco. Siamo quasi alla metà di questa ripresa e si ripete questa lunga e paziente operazione di asciugatura del parquet. Pause che probabilmente servono anche a Italian Coffee, che già priva di Urio, priva di Sividini, quasi priva di Sividini, e ora anche con Del Pizzo con questi problemi di difficoltà. Si ripartirà dall'angolo della Came.
Beh, direi priva di Cevidini, perché fa veramente grossa fatica a stare in campo. Grippi all'angolo, palla lì per Giappa, la conclusione, solito angolo che noi non riusciamo a vedere, palla sull'esterno della rete. Può ripartire Italian Coffee, cerca di alleggerire un po' la situazione. Garcia il tacco. La rimessa sarà comunque di Italian Coffee, anche se Murillo ci ha provato. Ci ha provato. Costa esce dalla parte opposta, Mustafov. Alba si allunga troppo il pallone, Grippi se ne inventa, poi Alba è bravo andare a chiudere con una scelta rischiosa, perché fosse stato saltato Murillo sarebbe stato da solo davanti a Moretti. È rientrato Azzoni, si fa vedere Grippi. Ugarani, Azzoni, spalla alla porta, prova a girarsi, chiuso, Grippi. Prova la conclusione da lontano, senza problemi Moretti, prova a guardarsi attorno, non c'è nessuno in avanti, palla corta per Alba. Poi in verticale per Mustafov che la domestica, la serve bene per Alba. Bravo. Si accentra Alba, termina a terra, ma gli arbitri ormai hanno deciso di non fischiare questa sera. Murillo per Grippi, arriva in scivolata rischiosa, Costa, poi Alba punta Ugarani. Alba se ne va, Ugarani è molto bravo. Sì, squadre. E c'è la munizione per Alba, per le proteste evidentemente per prima. O proteste o ha fischiato una simulazione, non lo so. Non si è capito. La munizione da Alba comunque. Ma adesso che è finita l'azione gli ha dato il giallo. Sì. Non so se era relativo comunque al considerato un tuffo quello di prima. Boh. Annotiamo questo giallo che comunque fa respirare, perché entrambe le squadre sono molto provate. Nell'ultima ripartenza grande difficoltà da parte dei giocatori di Murillo, che non ce la faceva a correre dietro ad Alba, ha chiesto subito il cambio. Il solito giochino nella rimessa che spesso effettua la formazione Italian Coffee, con il cambio del giocatore incaricato di effettuare la rimessa. Ora c'è un servizio in verticale irraggiungibile per Alba. 9 minuti con la rimessa della Kame. Con Petrarca che prova a stare alto, a non far giocare l'Italian Coffee, la Kame. È una scelta felice, perché sì, il lancio di Tondi per Azzoni è assolutamente fuori misura, irraggiungibile per il numero 19 maglia azzurra. Con Juan Fran si incrocia con Alba, sempre Juan Fran, e poi questo lungo lancio in verticale che viene però quando la palla era già al di là della linea laterale. Torna grande la pressione della formazione trevigiana. Edgar Bertoni, Juan Fran, la finta per Bertoni che prova ad andarsene in mezzo per Giappa, la girata, ma è molto bravo Rever Cortés andare a chiudere lo spazio di tiro del numero 12 maglia azzurra. Bertoni, ancora palla in mezzo per Bertoni, palla si impenna, arriva Vitale un po' in apprensione, la mette in fallo laterale, non si è accorto che non aveva avversari alle sue spalle. Ugherani all'ennesima rimessa al fondo, Bertoni la finta, prova poi la conclusione, ma Vitale molto reattivo nel chiudere in entrambe le occasioni. Sì, fondamentale l'apporto. Ancora Bertoni prova questa conclusione. L'apporto di Mustafov e di Vitale in questo momento qui. Perché... Attenzione al cambio, ecco, Grippi gioca con il numero 20 e la maglia da portiere, quindi 8 e 16 alla conclusione. Si gioca la carta del portiere in movimento. E vediamo come
reagirà l'Italian Coffee, che contro la Latina questa mossa l'ha sofferta tantissimo. Sì. Palla bassa, palla alta, Bertoni, alta per Murillo, si cambia per Giappa, ancora Murillo, si rimane sulla sinistra con Grippi, sempre alta, a far ruotare per linee molto esterne la formazione della Kame, cercando di sbilanciare la difesa che per il momento chiude abbastanza bene. Palla in mezzo per la conclusione di Ugherani, arriva pronta la gamba di De Garcia, se n'è andato un minuto di superiorità numerica della Kame e ora c'è veramente l'incomprensione fra Ugherani e Bertoni. Ugherani probabilmente ha visto il movimento che era dell'arbitro, sì, ha messo il pallone da quelle parti là. È rientrato anche Del Pizzo. Diciamo che abbia recuperato dai crampi, perché in questa fase verticale per De Garcia, arriva da dietro Bertoni, questa volta l'arbitro fischia e estrae, ci sembra, il cartellino giallo anche per Edgar Bertoni. Bel terzo fallo, guarda, non lo so, per la Kame. Non sono così convinto, nel senso che è arrivato sul pallone, sembrava un po' da dietro però e io non vedevo niente perché anch'io però un po' coperto. La panchina, l'ho visto arrivare sul pallone, non so se poi prima di intercettare il pallone abbia toccato le gambe di De, ma vabbè, insomma. La panchina della Kame ovviamente in fibrillazione, ha 7 minuti a disposizione per recuperare il doppio svantaggio. E Silvio Rocha ha cominciato a giocarsi la carta del portiere in movimento. Ovviamente adesso Tondi è tornato fra i pali, punizione di Del Pizzo, largo Rever Cortés, più largo ancora è De Garcia. Ora conciliabolo fra Del Pizzo e Vitale, al quale è stato suggerito il movimento a centro area. Del Pizzo per Rever Cortés, respinta di Tondi, un tiro ben indirizzato ma non forte di Rever Cortés, facile la respinta del portiere trevigiano. De Garcia ora tocca male questo pallone, Azzoni, Ugherani, Azzoni, c'è un corridoio libero centrale, Bertoni la mette in mezzo, Juanfran perde l'attimo per la conclusione, poi Rever Cortés prova il lancio in verticale per Vitale, arriva precipitosamente Tondi, sparacchia sul soffitto della Gozzano, sarà rimessa per l'Italian Coffee. Sì, hanno reclamato per un fallo di mani, che anche qua difficile da valutare. Moretti prova a calibrare per Del Pizzo che salta, c'è uno scontro fra lui e Tondi, restano a terra tutti e due, assolutamente fortuito lo scontro fra i due. Del Pizzo resta a terra, altro momento altra asciugatura di riposo per le squadre. In questo momento qua veramente sta diventando un elemento fondamentale, vista la stanchezza di tutti i giocatori impiegati dai due allenatori. Partita che sta diventando lunghissima perché siamo quasi a un'ora e mezza dal primo fischio. Rientra Grippi con la maglia del portiere, Petrarca che rinuncia a stare alto, lascia giocare. e ricomincia la trama per linee esterne della Kame. Murillo, Bertoni, Murillo, Grippi, sempre alta, Murillo, Murillo sempre il playmaker, prova a spingere su Giappa, fa vedere dalla parte opposta Grippi, la palla invece è per Bertoni. Murillo, Giappa, eccolo giù per Grippi, Giappa ancora giù per Grippi, c'è Bertoni, la mette in mezzo, c'è la deviazione di Ugherani da ottima posizione, non riesce a dare l'angolatura ed è il gol di Alba che punisce questa clamorosa incertezza della formazione della Kame. I due portieri non si sono avvicendati, lancio lungo di Moretti e Jorge Alba ha toccato di petto praticamente sulla linea. Sì, è un gol che abbiamo visto spesso anche l'anno scorso. In genere l'artefice era sempre Dudu Costa, che si faceva sempre trovare pronto sulla linea di porta in situazioni come queste, e molto bravi, sicuramente situazione preparata
benissimo da mister Giampaolo, che in questo contesto qui ha sempre lavorato tantissimo, bravissimo Moretti, bravissimo Alba a prendere subito quello spazio lì, palla perfetta. Assolutamente ingenua la difesa, con però, Grippi sai, che non sapeva se doveva uscire per dare cambio a Tondi o se doveva tornare lui, e sono rimasti a metà del quadro. Non c'era il tempo secondo me comunque di farlo quel cambio lì, perché Moretti ha preso palla subito e ancora prima che Moretti ha preso palla Orga era già dentro l'area, Sì. Era già lì. Ovviamente Silvio Roccia ha chiamato il time out. Fondamentale per Italian Coffee questa rete, anche perché toglie ancora un po' fiducia alla Kame. Un secondo tempo di grandissima sofferenza per l'Italian Coffee, che comunque ha trovato 2 gol, uno su rigore e uno su questa azione, chiamiamola strana, definiamola strana, questo lungo rilancio che ha sorpreso tutta la difesa della Kame che ha 6 minuti ma ha 3 gol da recuperare. E vediamo l'effetto del time out di Silvio Roccia. Subito Giappa controlla male, Moretti prova a fare la replica, questa volta però il lancio è troppo laterale per Garcia. Era solo davanti al giocatore che era andato in porta. Brutta palla di Moretti, poteva gestirla sicuramente meglio. C'era Alba che era scattato dalla parte opposta. Sì, ha avuto poca lucidità, diciamo così, perché l'ha lanciata a 2 mani poi in maniera un po'... Grippi giù per Giappa, la mette in mezzo, ancora un malinteso. Frastornata la formazione della Kame, che ancora ritarda l'operazione di cambio del portiere, questa volta gli va bene, perché pasticciano un po' Rever Cortés. Sì, un po' caotico in questo momento qui il gioco. Grippi giù per Giappa, ancora su Bertoni, prova a mettersi proprio la conclusione, respinta da Revert, semplice rimessa laterale, 5-26, ancora un'infinità con l'Italian Coffee che deve difendere questo preziosissimo 4-1. Murillo, Grippi sempre per linea esterna, ora prova a darla giù per Giappa, ma si ritorna su da Murillo, cambia fronte per Bertoni, giù dalla parte opposta, arriva Del Pizzo in anticipo, prova la conclusione e termina a terra. Sfinito. Sì, più sfinito che... Il numero 6 di Italian Coffee. Forse toccato sulla gamba d'appoggio dopo che ha calciato. 5-0-3, ci sarà da asciugare il parquet. Del Pizzo che non ha invocato l'intervento in sanitari, altrimenti sarebbe stato costretto a uscire dal campo, però lo chiama comunque il cambio. Si ha dato veramente tutto, manca 5 alla fine, deve recuperare per dare il suo contributo negli ultimi 2-3 minuti. Rientra Dudu Costa, Del Pizzo va a prendere fiato, a riposare la gamba, la rimessa ancora per la Cam, che praticamente ha giocato tutto il secondo tempo in versione offensiva senza però trovare grandi occasioni da rete, nonostante ormai da 3 minuti giochi con il portiere in movimento. Sì. Come spesso succede, l'unica occasione importante Giappa, che hanno Grippi avuto. giù, palla per Giappa ancora, il movimento ancora lento. Grippi, sempre Murillo, la playmaker che smista a destra e a sinistra ma mai in profondità. Bertoni prova a mettere sul destro, un tiro velenoso che Moretti in qualche modo riesce a deviare in angolo. Resta sempre là, in grande pressione, altri cambi, prova con il numero 23 Trovato che fa la prima discesa in campo quest'oggi, e poi Bertoni, tocca proprio Trovato, non si intendono i due. Torna in porta Tondi, ma non si intendono Moretti e Rever Cortés, comincia a mancare anche la lucidità dei giocatori dell'Italian Coffee che non hanno grandi cambi, cominciano a sentire il peso e anche la tensione, dobbiamo dire, di questo risultato molto importante per i Petrarchini. Assolutamente sì.
Assolutamente e si sì. riparte. Solita manovra cerchiante Giappa, prova a mettere in mezzo, Moretti in tuffo, arriva Bertoni all'indietro per Murillo che non carica il tiro, Giappa ancora mette in mezzo, è un po' a metà strada fra Bertoni, fra Murillo, fra Trovato, palla termina in fallo laterale dalla parte opposta. 3,59 alla fine. Diciamo che quello che è mancato un po' alla Kame oggi è stata un po' proprio la precisione su queste situazioni qua. Moretti, la palla buttata in avanti, Tondi la recupera, la rimette in gioco ma attende, sì. Trovato, Edgar Bertoni prova a rimanere in pressione l'Italian Coffee per evitare il cambio del portiere. Giappa difende questo pallone, sguscia da un avversario, eccolo il cambio, rientra Grippi con la maglia bianca e torna Murillo a fare da playmaker. Ora c'è Bertoni, staziona davanti alla porta di Moretti, esce dalla parte opposta il pallone, Trovato, sempre Murillo, Giappa, Grippi è andato dalla parte opposta, Trovato la mette in mezzo, Moretti prova, Moretti la conclusione da solo. No, che perché poteva andare avanti. Aveva veramente era tutto il 2 campo contro libero. 1. Bertoni insiste, 3 alla fine. Siamo tutti in piedi, ragazzi. Grippi. Sempre lento e per linee esterne il movimento dell'Italian Coffee della Kame. Sì, anche abbastanza prevedibile. Ora prova Grippi a metterla giù, c'è una deviazione di Udo Costa, l'angolo. 2,45. Bertoni torna a prendere fiato. Cambio con Ugherani. Giappa. Eccolo Ugherani. Murillo. Grippi. Giappa la mette in mezzo, arriva Ugherani, un buon pallone, arriva sbilanciato, palla termina altissima. Campo da asciugare. 2,35. Sì, sterile questo giro palla col portiere in movimento che va a vantaggio dell'Italian Coffee perché i secondi passano. Arriva il richiamo dello spazzolone. Roccia ne approfitta per operare qualche altra sostituzione, rimette Azzoni, andare a difendere di fisico su Alba. Campo asciutto, si può ripartire. 2,35. Italian Coffee 4, Kame 1. Palla a Moretti. Alba suggerisce il passaggio ma Moretti la mette lì troppo corta perché Costa la tocca prima che esca dall'area. Allora Moretti effettua ora il lancio per Costa. Del Pizzo che è rientrato, prova a andarsene Del Pizzo, Trovato lo va a chiudere, Del Pizzo arriva per primo, torna sui propri passi. Bravo. Cambia fronte alla parte opposta, tutto tempo che Passa. va a vantaggio per l'Italian Coffee. Del Pizzo lo scambio con Alba, ancora Del Pizzo con De Garcia, arriva anche Alba, si gioca dalle parti di Moretti. Alba alla fine prende e la spazza lontana, ha fatto correre una ventina di secondi l'Italian Coffee. Ancora serie di cambi. Con Grippi alla rimessa, ora non si asciuga neanche più il campo. La Kame cerca di accelerare i tempi, non ha molto tempo, ha ben 3 gol da recuperare, solo 2 minuti a disposizione. Grippi, Murillo, palla bassa, torna alta per Murillo, si cambia fronte, sempre Murillo, prova a darla in verticale per Giappa, la mette in mezzo, la conclusione e arriva il gol di Ugherani a 1,46. Ugherani segna il 4-2. Entra in partita la Kame Dossone, il gol del 2-4 siglato da Ugherani. Sì, gestito bene sto giro palla stavolta, si sono aperte le linee. E vediamo quale ripercussione avrà questa rete. Con Trovato subito riconquista il pallone per la Kame, fase fondamentale, decisiva questa. La Kame cerca di spingere sull'entusiasmo, cerca di trovare entusiasmo dal gol di Ugherani. Il tempo però corre, 1 minuto e mezzo.
Murillo dalla parte opposta per Giappa, raddoppio, Murillo non va al tiro, preferisce andarla giù per Del Pizzo, il suo tocco di Del Pizzo e il gol! E il gol di Del Pizzo che dalla propria area mette dentro il 5-2 che probabilmente è la sentenza definitiva di questa partita. Beh, direi di sì, anche perché le energie ormai sono a zero praticamente, e se l'inerzia del gol del 4-2 poteva dare quell'ultima adrenalina per provare a rientrare, con questa credo che insomma 30 secondi di sofferenza, di patemi per il pubblico dell'Italian Coffee, dal gol di Ugarani del 4-2 che poteva riaprirla al 5-2 di Del Pizzo, che francamente, per carità, abbiamo visto di tutto, ma 5-2 a un minuto dalla fine. Ora è Costa che ha ritrovato energie, va a chiudere il raddoppio, insiste, prova a insistere ancora con questo portiere in movimento fino alla fine, palla bassa, messa in mezzo, Del Pizzo trova energie chissà dove e va a chiudere su Giappa. Il gol è il coronamento di una prestazione eccezionale di Del Pizzo, credo che possiamo dire che sia stato di gran lunga. Giù per Trovato, si gira, Trovato va sul fondo, la mette in mezzo ma non c'è nessuno. 50 secondi alla fine, Grippi torna stancamente, anche lui zoppicante in panchina, fra i pali torna Tondi, con la Kame che rimane comunque in pressione. Questa è la caratteristica di Silvio Rocha, di non mollare mai. Termina a terra De Garcia, c'è il fallo di Murillo, è il quarto fallo, ma penso che non avrà grande influenza sul sviluppo di questa partita. Mancano 48 secondi, anche la panchina della Kame si è seduta, era in fibrillazione negli ultimi minuti, ma Silvio Rocha manda ancora in pressing i suoi, è un atteggiamento mentale che è sempre importante. Ora è Alba, sì, porta poi, passa insomma, il siamo alla pallone, terza di campionato, per cui è giusto. Del Pizzo cerca di gestire questo pallone, Del Pizzo, c'era una rimessa laterale per l'Italian Coffee, l'ultimo a toccare è stato Giappa. De Garcia sguscia via, palla all'indietro per Alba, alza la testa, cerca il servizio in verticale. Costa che arriva prima di Giappa con una freschezza fisica incredibile dopo una partita di tale intensità. 18 secondi, il pubblico dell'Agozzano comincia ad applaudire perché arriva la prima vittoria dell'Italian Coffee in questo campionato. Vediamo se il risultato... No, resta. Costa ha provato comunque la conclusione del metacampo. 9 secondi alla fine, si ferma anche la Kame Dosson. L'Italian Coffee vince dunque 5-2 in questa terza giornata. Rapidamente ricordiamo la successione delle reti: al secondo del primo tempo Eagle per il vantaggio della Kame, poi al decimo l'autogol di Bertoni, all'11° il sorpasso di Costa per il 2-1 dell'intervallo, nella ripresa il 3-1 al sesto su rigore di Rever Cortés, il 4-1 al 14° di Alba, il 4-2 a 1:46 di Ugarani e il gol finale di Del Pizzo a 1:16. Italian Coffee batte Kame 5-2. A Luca, l'ultimo commento di questa giornata. Credo che sia il coronamento comunque di un inizio di stagione molto importante del Petrarca, che aveva raccolto veramente molto meno di quello che meritava, e con oggi si rilancia e ha dimostrato di essere una compagine che potrà dire la sua, secondo me, in maniera molto importante in questo campionato comunque difficilissimo. E allora da Padova, dall'Agozzano, da Riccardo Piva e Luca Mastrogiovanni, un saluto a tutti voi che ci siete stati ad ascoltare questa sera. L'appuntamento alla prossima dell'Italia Coffee Casa. Buona serata a tutti.